A Speranza di Napoli, la grande città del sud, da 2 giorni non registra contagi. All'ospedale Cotugno super protezioni per medici ed infermieri. Michaela Palmieri. Doccia al cloro per disinfettare le tute ermetiche e maschere simili a quelle antigas chiamate piene facciali. La vestizione di medici e infermieri che assistono i malati di Covid-19 richiede oltre 15 minuti e deve seguire un protocollo molto rigoroso. Per questo l'ospedale Cotugno di Napoli, rimasto per molto tempo senza contagi, tanto da finire anche sui media internazionali, al momento ha solo 2 casi tra il personale sanitario che conta più di 700 persone. Abbiamo un tipo di atteggiamento, se me lo lasci passare, di tipo maniacale su quelli che sono i DP e su quelli che sono soprattutto i criteri di vestizione e svestizione del personale, che è uno dei momenti più pericolosi, soprattutto quello della svestizione se non viene fatto corretto e quello della vestizione se la vestizione e i DP non vengono indossati con attenzione. Tanto maniacale che nessuno si veste o si sveste se non c'è un altro operatore che ti osserva, ti guarda e ti richiama. E in Campania il Covid-19 adesso comincia a fare meno paura, 2 giorni consecutivi senza contagi a Napoli città. È un dato che fa ben sperare, ma, dicono i medici, non è ancora il momento di abbassare la guardia. Sicuramente un trend in discesa, un dato incoraggiante, non bisogna soffermarsi tanto sul numero, poco più poco meno, sicuramente il dato si è stabilizzato, quindi in un trend di positività. L'emergenza